Io le chiedo di portare in Consiglio dei Ministri questa voce, che è quella che noi non abbiamo più bisogno di nastri d'asfalto. Le opere che abbiamo programmate, che stiamo facendo, che stiamo realizzando, che abbiamo realizzate, ci sono sufficienti. Noi oggi abbiamo bisogno di mettere in sicurezza la vita dei nostri cittadini. Non una lista della spesa, per quella c'è tempo, dice Zaia, come c'è tempo ma non troppo per discutere del futuro della gente di montagna. Quel che è necessario, sottolinea con forza il governatore del Veneto, è mettere mano al dissesto idrogeologico che pesa nei bilanci dello Stato. La richiesta del Presidente della Regione è la richiesta di tutti gli amministratori costretti a subire le emergenze che di anno in anno dilavano i territori. Oggi serve un piano generale per la tutela del dissesto. Ricordo che il 14% della popolazione in Veneto e in Italia vive in zone a rischio. Per Zaia il Vajont deve servire a tutti da monito, gestione delle emergenze e un ragionamento pratico sulle assicurazioni. Quando si incontrano i problemi delle catastrofi ci si sente deboli e inermi di fronte al fatto che in maniera mutualistica comunque si potrebbero prevedere se si riuscisse a mettere in piedi un'assicurazione a livello nazionale. È difficile spiegare ai cittadini che dopo la devastazione c'è nulla. Il Vajont dovrà insegnare a mutuare esperienze internazionali che funzionano rispetto alla contrattazione e alla negoziazione sul territorio della realizzazione delle opere pubbliche. Soprattutto quelle opere che rischiano di devastare o di non ascoltare i cittadini, perché quest'opera è stata realizzata sopra la testa dei cittadini.